In Veneto controlli mirati soprattutto per evitare gli spostamenti verso le seconde case. L'inviata è Giulia Serenelli. Buongiorno, scusate, da quanto siete qua? 21 febbraio. La casa dove ce l'avete? In questo momento qua è la nostra residenza fissa. Esatto. Non siamo potuti tornare perché hanno bloccato dalla sera per la mattina. Un'occhiata oltre le siepi, se al citofono non risponde nessuno. I controlli nelle seconde case diventate rifugio o scappatoia. Qui siamo ad Asiago, in Veneto. Noi abbiamo circa 4.800 seconde case. Su una popolazione di neanche 7.000 abitanti? Su una popolazione di neanche 7.000 abitanti, sì. È veramente difficile trovare, intercettare in fragranza proprio le persone che salgono sull'altopiano per occupare le seconde case, magari sono saliti per toccata e fuga e sono ritornati in pianura. Quindi non c'è stato il modo di intercettarli? Non c'è stato il modo di intercettarli immediatamente. Mara invece ha deciso di trasferirsi qui, nella casa delle vacanze, insieme a tutta la famiglia, arrivati un mese fa per una settimana sugli sci. Non sono più andati via. Ogni tanto mi sento anche un po' una sorta di intrusa. Perché? Perché la percezione che si ha è che noi non dovremmo essere qui, perché non siamo residenti. Viviamo davvero un po' in punta di piedi.